Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Un gravissimo fatto di cronaca a Chiarano, in provincia di Treviso. 2 uomini armati in scooter con il casco integrale hanno sparato a un 35enne kosovaro che è stato ferito alle gambe. Ovviamente caccia all'uomo, tra poco tutti i particolari in un collegamento in diretta. Poi andremo anche a Mestre, dove un anziano di 75 anni è stato soffocato, preso alle spalle, soffocato fino allo svenimento per rubargli un orologio da 100.000 euro che gli è stato sottratto. Quindi fatti di cronaca di cui ci occuperemo tra pochissimo con i nostri inviati. Intanto andiamo a Mestre per la strage dell'autobus precipitato dal cavalcavia. Ci sono i primi acconti dei risarcimenti a favore dei familiari delle vittime di quella strage. Sono i risarcimenti che sta disponendo in questi giorni la compagnia assicurativa della Linea, la società di autotrasporti a cui apparteneva l'autobus che è caduto dalla cavalcavia lo scorso 3 ottobre, causando 21 vittime, per lo più turisti, e la morte dello stesso autista, il trevigiano Alberto Rizzotto. Nell'incidente altre 15 persone sono rimaste ferite. Come ricorderete, i primi a ricevere la lettera di risarcimento sono stati i giovani genitori tedeschi che nello schianto persero la figlioletta di 17 mesi. L'ipotesi risarcitoria è di qualche milione di euro, ma ci si aspetta un confronto lungo e complesso tra le parti. L'acconto per la coppia si aggirerebbe infatti sui 200-300 mila euro. La compagnia assicurativa ha però scritto al Comune di Venezia perché, non ritenendo attualmente responsabile la società dei trasporti e quindi il mezzo assicurato, di fatto considera questi acconti volontari anche a salvaguardia della propria immagine, con la precisa intenzione di rivalersi in seconda battuta sul Comune, che potrebbe quindi ritrovarsi, se le indagini andranno nella direzione di riconoscere una negligenza dell'ente pubblico, a dover sostenere i risarcimenti e, come si dice in gergo giudiziario, processuale, la manleva, cioè il Comune sarebbe chiamato a rispondere dei danni e quindi e anche obbligandolo a pagare i risarcimenti, sempre che sia provata la responsabilità dell'amministrazione pubblica. Intanto un autobus della Linea, che è la società di questi mezzi, a questa società apparteneva il bus precipitato, è ancora nel mirino. Questa volta a seminare il panico tra i passeggeri è stata l'esplosione di un vetro. Vediamo. Un botto improvviso e vetri ovunque. È successo lunedì mattina su un autobus della Linea che copre la tratta 13 da Marghera a Bissuola, mentre a bordo c'erano decine di studenti che stavano andando a scuola. Improvvisamente i vetri delle 2 ante scorrevoli della porta posteriore del mezzo sono andate in frantumi, forse dopo aver colpito un paletto a bordo strada mentre il bus era in corsa, anche se ancora si sta verificando la dinamica. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta tra i ragazzi a bordo e sui social hanno iniziato a comparire commenti di ogni genere, precisando che si trattava di un mezzo della società al centro dell'inchiesta sulla strage del cavalcavia avvenuta lo scorso ottobre, ma anche protagonista di altri 4 incidenti. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. Il processo a Diletta Miatello, accusata dell'omicidio di entrambi i genitori avvenuto a San Martino di Lupari. Martedì il racconto delle violenze subite da piccole da parte della sorella Chiara, violenze di cui Diletta Miatello aveva parlato con il pubblico ministero che ha coordinato le indagini. Mio padre ci picchiava, ci dava anche calci e spinte. In aula martedì la testimonianza di Chiara Miatello non avrebbe fatto che confermare queste parole raccolte dal pubblico ministero Marco Brusegan dalla sorella Diletta, in carcere a Verona con l'accusa di aver ucciso entrambi i genitori, il padre Giorgio Miatello e la madre Mariangela Sarto. Dopo il rinvio a giudizio era stata Diletta Miatello a chiedere di essere interrogata dal magistrato per raccontare la terribile infanzia vissuta nella villetta di
di San Martino di Lupari. Un'infanzia costellata da violenze, dichiarazioni tutte confermate in aula dalla sorella Chiara. La prossima udienza del processo è fissata per il 12 marzo. Nel frattempo l'avvocato Elisabetta Costa, che difende Diletta Miatello, ha presentato richiesta di perizia psichiatrica per l'imputata e la stessa presidente della Corte d'Assise ha chiesto alla direzione del carcere di Montorio il suo diario clinico per verificarne le condizioni di salute. Intanto le baby gang sempre in azione, un'altra aggressione nel cuore di Treviso questa volta. Un quindicenne è stato accerchiato e rapinato da un gruppo di minorenni. Dopo averlo minacciato gli hanno rubato il portafogli. 2 dei 3 aggressori sono stati subito fermati dalla polizia. È l'ora di pranzo, i ragazzi stanno attendendo il bus per tornare a casa. Siamo nei pressi del cavalcavia della stazione ferroviaria. Ad un tratto un gruppetto di giovanissimi, parliamo di minorenni, circondano uno studente quindicenne. La vittima viene accerchiata e minacciata, deve consegnare subito i soldi che ha nel portafoglio. Il ragazzino cerca di divincolarsi, di uscire dal cerchio degli aggressori, ma nulla da fare. Gli strappano il portamonete con i soldi, poi si allontanano tranquillamente. L'ennesimo episodio che si verifica fra la stazione dei treni e delle corriere. Ancora minorenni protagonisti di aggressioni e rapine ai danni di coetanei. La vittima chiede aiuto e chiama il 113. Sul posto le volanti di polizia che raccolgono la versione del quindicenne ancora impaurito. È caccia agli aggressori. Vengono visionate immediatamente anche le telecamere di videosorveglianza della zona. I ragazzini hanno le ore contate. Le indagini sono fulminee. La polizia inizia a setacciare la città. 2 degli aggressori vengono fermati. Si tratta di un 13enne che, vista l'età, viene riaffidato subito ai genitori. Un quindicenne invece è stato denunciato in stato di libertà. Ora l'appello, manca il terzo giovane che ha partecipato attivamente all'aggressione e alla rapina. La zona, ormai conosciuta per risse e aggressioni, viene presidiata quotidianamente dalle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore in cui gli studenti escono di scuola e prendono il bus o treno per tornare a casa. Sono questi momenti critici dove avvengono ormai sempre più spesso questi episodi di microcriminalità. Ma nonostante i controlli, i ragazzini trovano il modo per portare a termine azioni criminose. Bulli o piccoli delinquenti, certo è che sta diventando un fenomeno che preoccupa non poco. Diamo il titolo di apertura del Mattino di Padova, sempre di cronaca nera si tratta. Svuotata la cassaforte del medico in pensione, una badante indagata a Padova, i preziosi del valore di 50.000 euro venduti a 2 compro oro dalle donne che sono state identificate, anzi è stata identificata una donna di 62 anni. Vandalismi, petardi, pallonate alle telecamere, 2 bande di minorenni sono state identificate e denunciate dalla polizia locale a Mogliano. Le famiglie sono già state convocate in comando, non tutti però hanno chiesto scusa. Sono stati convocati, identificati e convocati tutti in comando con le rispettive famiglie. Sono ragazzi di Mogliano, qualcuno è da fuori Mogliano, qualcuno è di seconda generazione, quindi diciamo c'è un bel mix. Alcuni di loro si sono scusati con le relative famiglie, altri ci sono delle altre problematiche sotto che comunque sono all'attenzione nostra. Questa è la conseguenza immediata del weekend decisamente sopra le righe vissuto da 2 bande di giovani a Mogliano, il primo composto da 16-17enni, l'altro da under 14. Dando pallonate un po' a casaccio, prendendo di mira anche quelle che era la videosorveglianza, lanciando petardi, e pertanto siamo stati costretti a far intervenire le forze dell'ordine per sistemare quello che era il disagio che stavano creando. Un parapiglia che ha allarmato anche i residenti e passanti nelle zone del Brolo, dell'ex distretto sanitario e di Piazzetta Teatro, evidenti danni con l'amministrazione che non intende chiudere un occhio. Verranno elevate ovviamente delle sanzioni, verranno fatti dei verbali e adesso controlleremo anche se ci sono stati dei danneggiamenti sia alla videosorveglianza che al patrimonio pubblico e se i danni si pagano. Sullo sfondo un episodio capitato domenica allo stesso Donadel che stava bevendo un caffè in un bar del centro quando è stato avvicinato da un avventore molesto che ha tentato di abbracciarlo chiedendogli delle sigarette. L'odore di alcol ha convinto l'assessore ad allertare la polizia locale. Che l'ha fermato, l'ha identificato, gli è stato elevato un verbale per ubriachezza molesta. Storia che non finisce qui. Il problema è che poi è stato ritrovato anche con l'auto
Quindi era alla guida dell'auto. Esattamente. È stato denunciato una seconda volta. Sì, ovviamente sono state fatte tutte le verifiche del caso con fermo del mezzo, patente e altro. Oggi ospiti nelle nostre news Roberto Marcato alle 12:30, assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, e alle 13 sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Ma adesso andiamo subito in diretta a Chiarano da Daniela Sizia, perché un uomo è stato ferito in un attentato di stampo di stile mafioso da 2 uomini in scooter. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, davvero un agguato di stampo mafioso. Intanto ti faccio vedere, qui è caduto, lo vedete dal sangue, qui è caduto il cittadino kosovaro di 37 anni dopo aver percorso circa 50 metri. Così è caduto, sono le 7 del mattino, l'uomo è uscito da questa villetta qui per andare a lavoro, dipendente di un corso 40 metri, qui dove c'è l'auto, la vedete qui parcheggiata, doveva raggiungere la macchina per andare a lavoro, ma ha fatto questi 50 metri, dietro sono arrivati queste due persone, questi 2 soggetti con giubbotto scuro in uno scooterone e caschi integrali. Quello dietro era armato con una pistola, gli ha sparato 2 colpi, i bossoli sono stati trovati a terra, 2 colpi, uno lo ha raggiunto ad una gamba, ad una coscia, all'altro invece lo ha raggiunto all'addome, e l'uomo fra l'altro è stato portato in ospedale a Treviso d'urgenza, ed è in questo momento posto ad un intervento chirurgico. Per il momento non è in pericolo certamente portato da carabinieri, viene sentito dai militari per capire che cosa può aver scatenato questo agguato. Noi siamo in compagnia del sindaco. Intanto buongiorno. Buongiorno. Un fulmine a ciel sereno, sindaco. Sì, un fulmine a ciel sereno, non ce l'aspettavamo in una comunità piccola e unita e dove la criminalità è a un livello bassissimo. Ecco, fra l'altro, sindaco, questa è una zona residenziale perché, direttore, qui come vedi sono tutte case, per cui dopo vi faremo sentire anche la testimonianza di una signora, perché questi colpi sono stati sentiti. Uno dei primi ad accorrere proprio qui e che ha sentito e visto i 2 scooteristi è stato proprio un dipendente comunale, sindaco. Sì, che è un nostro dipendente che stava venendo al lavoro e che ha subito soccorso l'individuo ferito e ha chiamato l'autoambulanza. E ha sentito i colpi? Sì, ha sentito i colpi come un altro paio di testimoni. Sindaco, lei ci diceva, sembra di essere tornati agli anni '80. Mi ricordano gli anni '80, anche se ero giovane, quegli avvenimenti comuni anche con Termini, dove una certa criminalità era diventata più violenta e abbiamo dovuto subire un fatto grave come questo. Ecco, fra l'altro in questa zona non ci sono telecamere di videosorveglianza, sindaco, un sistema che dovevate appunto mettere in questi giorni, insomma. Sì, dismesso il sistema visore ormai obsoleto, abbiamo cominciato a installare alcune telecamere l'anno scorso e quest'anno abbiamo presentato già il progetto per il monitoraggio del territorio al Ministero. Ecco, sono arrivata qui la moglie che è accorsa immediatamente appena ha sentito gli spari e ha coperto la persona ferita con una coperta, poi ha cominciato a gridare aiuto, ovviamente lo spavento tantissimo, i 2 scooteristi sono scappati immediatamente, è caccia ovviamente a questi 2 malviventi, li stanno cercando ovunque i carabinieri, ci sono stati accertamenti anche all'interno dell'abitazione ovviamente del cittadino, del 37enne ferito, e i carabinieri sono usciti portandosi via un sacchetto con degli indumenti, quindi insomma è tutto da capire che cosa è successo, perché, qual è stato il motivo che ha scatenato questo agguato, ancora non si sa. Ovviamente un regolamento di conti, perché loro erano qui ad attendere proprio lui, le 7 del mattino, appena lo hanno visto uscire da casa lo hanno raggiunto ed immediatamente hanno esploso questi colpi. Vi siete fatti un'idea, sindaco?
In questo momento è difficile farsi un'idea, sicuramente non è stato uno screzio stradale o problemi privati, quindi fortunatamente credo che gli inquirenti dovranno ricercare su un determinato ambiente il motivo di questo fatto. Anche se, sindaco, lei ci diceva, conoscendo insomma anche la famiglia, una famiglia tranquilla questa. Assolutamente, è sempre stata una famiglia tranquilla che non ha mai dato disturbo, fastidio al comune, anzi dovrebbe essere integrata con il resto della comunità. Adesso vi facciamo sentire l'intervista che abbiamo raccolto poco fa con una signora anziana che abita proprio in questa villetta che vedete qui, e quindi di fronte proprio al posto dove c'è stato l'agguato. Vi facciamo sentire l'intervista, poi se non ci sono domande io restituirei la linea, direttore. Lui ha sentito i spari, però non ha sentito aiuto, ma una signora è scesa e allora noi altri non avevamo gambe, tesoro, e allora non potevamo neanche dargli aiuto. Che ora era? 7? È 7 perché mi era in bagno e lui era su che gli era andato a pan. Sono 7 così. No. Io ho sentito stio spari e sto figlio che e dopo si dava aiuto. Aiuto, si è buttato su me righiera là. Sì. L'avete visto per terra? Niente, sono quelle dopo. E guarda che le aiuto sua moglie. Sua moglie non sapeva neanche se era sua moglie o se era una che portava aiuto. Questo qua non lo so. Perché l'hai aiutato? L'ha e allora che ha portato inizio là. Sì, l'ho coperta, insomma, non so. Lo hai conosciuto, non lo hai conosciuto, noi altri non lo sapevamo. Servizio di Daniela Sizia con Simone Merlo. Oggi pomeriggio alle 15 a Bovolenta i funerali di Sara Buratin, la quarantenne uccisa dall'ex compagno, coltellate, ex compagno che poi si è lanciato con il furgone nel Bacchiglione suicidandosi. È lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta a Bovolenta nel giorno dell'ultimo saluto a Sara Buratin, uccisa a 40 anni il 27 febbraio scorso. Al funerale, che sarà volutamente celebrato in forma molto semplice, sono attese centinaia di persone, tanto che il comune ha predisposto un piano di sicurezza e di parcheggi perché il paese non vada al collasso in occasione della cerimonia, che inizierà alle 15. Saranno presenti anche 2 ambulanze e installati degli altoparlanti all'esterno per chi non troverà posto all'interno della chiesa, mentre saranno presenti entrambe le famiglie, quella di Sara e quella dell'ex compagno. 3 i discorsi finali su volere dei genitori di Sara, quello della famiglia, quello delle ex compagne di scuola, della giovane mamma e quello della sindaca Anna Pittarello, che ricorderà il dolore delle 2 famiglie e lo sgomento della comunità. Molti negozi terranno le serrande abbassate durante il funerale, così come chiuderanno in anticipo le scuole e saranno chiusi al pubblico nel pomeriggio gli uffici comunali. Servizio di Federico Fusetti e non si fermano gli uomini che minacciano, maltrattano, molestano le loro mogli, le loro ex mogli, le loro fidanzate, le ex fidanzate, le amiche. Un trentenne, l'ultimo episodio in ordine di tempo è stato denunciato, questa volta a Treviso, è scattato il divieto di avvicinamento. Nel 2024 sono già 26 i provvedimenti cautelari che sono stati emessi per i reati da codice rosso. Guarda che sfascio tutto, non importa se vai dai carabinieri. È una delle minacce che un trentenne italiano residente nell'Interland di Treviso rivolgeva alla sua ex compagna, una giovane straniera. L'uomo non si era rassegnato alla fine della relazione ed aveva iniziato una serie di atti persecutori. Lo stalker si presentava continuamente presso l'abitazione della donna, molestandola e minacciandola. Non solo, ma controllava anche i suoi spostamenti. In alcuni casi aveva forzato porte e finestre per entrare in casa, fino alla denuncia della donna che si è rivolta ai carabinieri. Il Tribunale di Treviso ha emesso un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi frequentati dalla stessa, mantenendo una distanza di 500 metri dagli stessi. Non solo, ma è scattato anche il divieto di comunicare con l'ex convivente con qualsiasi mezzo. Inoltre il magistrato ha disposto il braccialetto elettronico. Questo è l'ultimo caso in ordine di tempo, perché i reati da codice rosso sono ancora tanti. Troppe le donne perseguitate, minacciate, picchiate. Sono già 26 provvedimenti cautelari
reati eseguiti da comandi dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Treviso a carico di soggetti resisi responsabili di reati cosiddetti da codice rosso, quindi stalking, maltrattamenti in famiglia. Si tratta di provvedimenti che sono giunti all'esito di indagini svolte dai militari dell'Arma, indagini che sono state recepite dall'autorità giudiziaria, dalla Procura della Repubblica di Treviso, e che poi hanno trovato il loro esito in un provvedimento emesso dal giudice che ha consentito di contrastare efficacemente queste condotte illecite. Negli ultimi anni nella nostra provincia si sono verificati anche diversi femminicidi, da qui la stretta della magistratura per arginare un fenomeno che preoccupa. Lo scorso dicembre è entrata in vigore la legge Roccella, che riporta disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. L'obiettivo è rafforzare le procedure e gli strumenti di tutela delle vittime di violenza, così da consentire una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità o di reiterazione del reato. I carabinieri e la magistratura stanno operando a stretto contatto e le vittime si sentono più protette. Le denunce lo dimostrano. Oggi in regia per questa edizione di Focus TG Andrea Basso e Renato Capoia, e andiamo subito a Mestre da Filippo Fois in diretta, perché un uomo è stato soffocato, preso alle spalle e soffocato fino allo svenimento per sottrargli un orologio molto prezioso. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Noi prendiamo la linea proprio dal luogo in cui è avvenuto il fatto, se volete anche preoccupante, vedere dove siamo. Cioè noi siamo in una tranquillissima strada residenziale del centro di Mestre. Ci troviamo qui esattamente nell'ora in cui è accaduta questa aggressione. Si trattava di un anziano che stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. Ebbene, in questa cornice così tranquilla e così rassicurante è stato aggredito alle spalle, non si sa se da uno o da due uomini, che con una tecnica di soffocamento gli hanno fatto perdere i sensi. A quel punto è stato derubato di un orologio che aveva al polso, un orologio di grande valore, perché è stato valutato attorno ai 98.000 euro. È stato poi derubato anche di una catenina che aveva al polso e di alcune cose che aveva nel portafoglio. E se vogliamo questo un salto di qualità, ovviamente in negativo, della criminalità e degli assalti e delle rapine che si stanno verificando a Mestre in questo periodo, perché a questo livello, in pieno giorno, in un quartiere del genere, questo fatto non si era ancora visto. Ed è comunque la punta dell'iceberg, come dicevo, di una serie di aggressioni che si stanno verificando un po' dappertutto, oppure addirittura anche di approcci un po' più lievi, sempre con gli anziani come vittime, vengono derubati. Io sono con Giorgio Rocelli, che è il presidente del comitato del quartiere Pertini, che ricordiamo è un popoloso quartiere di Mestre di 5.000 abitanti, il quale tra l'altro ha fatto più di un corso agli anziani per difendersi quando arriva qualcuno che in realtà li vuole derubare. Sì, in effetti abbiamo fatto diversi corsi, ne faremo ancora degli altri, perché proprio i più anziani sono presi di mira. Noi abbiamo riscontrato ultimamente una recrudescenza incredibile di truffe agli anziani, quindi c'è necessità che anche le istituzioni si diano una mossa. L'altro giorno è successo un ulteriore fatto in via Gavagnin, sempre il quartiere Pertini. Un signore stava camminando tranquillamente e è stato avvicinato da una macchina bianca, è scesa una donna piuttosto giovane, il quale gli è saltato addosso, l'ha abbracciato, ti ricordi di me? E insomma cercava in tutti i modi di contatto fisico per portargli certo, altro che questo qua non lo mollava più. È stato anche fortunato perché, diciamo, Rocelli, rispetto al povero anziano che è stato malmenato, anzi è stato soffocato, diciamo, gli è anche andata bene. Sì, in effetti no, se non succede niente di grave, come nel caso dell'orologio, però la cosa comincia a diventare pesante. Ecco, noi abbiamo parlato di queste aggressioni, di questi abbracci che in realtà non dovrebbero esserci. C'è un caso che si è verificato un po' l'altro giorno, per esempio del titolare di una nota pasticceria di Carpenedo che ha subito lo stesso genere di approccio, gli è stato rubato l'orologio che tra l'altro era un ricordo del fratello deceduto. E poi un'altra cosa dobbiamo dirla ai nostri telespettatori che ci seguono da Mestre, perché si stanno moltiplicando anche quelli che vanno a
suonare il campanello dicendo che devono fare il controllo del gas, della luce, eccetera. Sì, anche in questo caso abbiamo riscontrato parecchi tentativi di entrare nelle case con sistemi diversi. Dobbiamo controllare il contatore, dobbiamo verificare la centralina, apriteci che dobbiamo controllare i libretti postali, cose che insomma non succedevano così di frequente come in questi ultimi tempi. E sempre nelle case degli anziani. Sono informatissimi su chi seguire, su chi cercare di fare colpo. Ecco, noi possiamo dire semplicemente di fare più attenzione, poi però ci sono altri casi come quello clamoroso con cui abbiamo aperto questo collegamento, in cui c'è poco da fare, perché di fronte alla forza fisica di persone che ti aggrediscono alle spalle c'è poco da fare, qui la risposta deve arrivare dalle istituzioni. Direttore, direi che da Mestre per ora è tutto e ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Filippo. Tra l'altro Viale Ardi è vicina a Viale Piave, dove le forze dell'ordine fanno spesso pattugliamenti, insomma sono state prese delle misure, ma questi sono personaggi che non hanno nessuno scrupolo, appartengono a delle organizzazioni e quindi sono anche protetti e come dire, mandati nelle zone in cui si ritiene che possano colpire indisturbati. Adesso andiamo, sempre a proposito di sicurezza, andiamo a Padova da Chiara Gaiani, perché sono iniziati i corsi della questura di autodifesa per le bariste. A te Chiara. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nel locale di Federica Aluni, presidente dell'Ape di Padova. Una donna, è stata proprio lei a mettere a punto con la questura questo corso che partirà subito dopo Pasqua, con una grande disponibilità da parte del questore di Padova Marco Odorisio. Perché dovete sapere che 1/3 delle imprenditrici del settore in provincia di Padova, quindi delle titolari di bar, pasticcerie, locali, sono donne e molte di più sono le dipendenti, le vostre collaboratrici, oltre il 50%. I casi di maleducazione che sfociano nella molestia sono in aumento, Presidente. Sì, si tratta di molestie che partono dall'offesa verbale fino proprio al comportamento spiacevole e a volte anche magari episodi di violenza fisica vera e propria. Io ringrazio veramente di cuore il questore Odorisio, perché ha capito il nostro problema, ha capito le nostre necessità e si è subito reso disponibile a collaborare con noi. La collaborazione però in questo caso si è dimostrata addirittura concreta, abbiamo fatto un passo oltre e perciò dopo Pasqua identificheremo una data precisa in cui verrà fatto proprio questo corso di difesa, un corso di prima difesa personale dedicato proprio al mondo della donna operatrice nel settore dei pubblici esercizi, in cui verranno messe a punto delle tecniche di difesa personale. Questo corso sarà organizzato dalla questura nell'ambiente della palestra della squadra mobile con personale proprio della questura, quindi è un grandissimo risultato per noi. Ecco, voi imparerete delle tecniche ma anche imparerete un modo di dialogare, quindi su più fronti, Presidente. Esattamente, saranno 2 ore e mezza belle impegnative in cui proprio si tratterà di imparare a gestire ogni forma di violenza, dalla più grave a quella più fastidiosa, diciamo così. In palestra quindi insomma vi metterete alla prova anche fisicamente? Ci mettiamo in gioco, noi contiamo di raccogliere dalle 100 alle 200 partecipanti, quindi è un obiettivo molto ambizioso, ma sono sicura che lo porteremo a casa. Ecco, tra l'altro insomma vediamo che è vestita di giallo. 8 marzo, festa della donna, nel vostro settore il ruolo della donna è fondamentale. Sì, il sorriso, l'accoglienza è donna, ma è anche una sensibilità, abbiamo una sensibilità maggiore, è inutile negarlo, e in un pubblico esercizio quando tu entri e vedi un sorriso, vedi una figura rassicurante donna, ti dà la marcia in più. E donne che saranno anche preparate d'ora in poi.
Assolutamente sì, confido in questo, le premesse ci sono tutte e quindi veramente non vedo l'ora che arrivi questo giorno. Ecco, direttore, ti restituisco la linea non prima di dirti che questo modello di corso è il primo che viene fatto in Italia. Ringrazio Federica Luni, presidente di Appe Padova, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto da Padova, linea allo studio. Grazie molte a Chiara Gagliani e alla sua ospite. Saluto e ringrazio qui in studio a Focus TG Roberto Marcatto. Grazie per l'invito, buongiorno. Grazie assessore regionale allo sviluppo economico, e partiamo proprio dallo sviluppo economico che viene anche determinato proprio dagli investimenti della regione a favore delle imprese che verranno o che stanno arrivando in Veneto. Sì, questo è un disegno di legge che io ho proposto in giunta e che poi avrà il suo iter evidentemente prima in commissione e poi per l'approvazione definitiva in Consiglio regionale, e abbiamo voluto stanziare 45 milioni di euro a favore di imprese che vogliono venire in Veneto a investire. E oltre ai 45 milioni di euro, che saranno, una parte verrà data a fondo perduto, una parte con contributo a tasso agevolato. Il prestito che un'azienda può fare vedrà il 50% di quel prestito a tasso zero, perché il tasso sarà a carico della regione, e l'altro 50% a un tasso convenzionato, quindi migliore rispetto al tasso di mercato. E poi abbiamo previsto il taglio di un punto percentuale di IRAP. Oltre a questo, che è importantissimo, c'è un'altra parte altrettanto importante di accompagnamento dell'azienda, cioè l'impresa del sud che vuole venire a investire qua, francese, americana, che vuole venire a investire qua, noi la prendiamo per mano e la accompagniamo, intanto con tutta una serie di agevolazioni normative, burocratiche, amministrative, e poi proprio l'aiutiamo a trovare il posto, a insediarsi, insomma è un'attività anche di accompagnamento oltre che finanziaria davvero importante, una rivoluzione in Veneto. Il Veneto è la regione col più alto tasso di crescita di PIL, e noi vogliamo che anche nei prossimi anni il Veneto mantenga questa capacità di fare economia. D'altronde lo ricordo sommessamente che non è che i soldi si facciano in laboratorio, no? E i servizi si fanno grazie alle tasse che pagano lavoratori dipendenti, quindi creare elementi di impresa è importante per mantenere questa capacità del Veneto di fare impresa. Ricordo poi che la nostra regione è attrattiva di per sé, perché è un posto bellissimo dove vivere, dove fare impresa. Ci sono queste aziende anche piccole che però hanno un tasso di innovazione, anche di ricerca straordinario. Noi siamo specializzati nel manifatturiero, ma siamo pronti alle sfide che ci aspettano anche per il futuro, quindi è una terra straordinaria dove fare impresa questa. E noi abbiamo voluto con questo disegno di legge dare ulteriormente slancio e spinta a questa capacità di attrarre. Assessore, lei si è occupato proprio in questi giorni di una grande bonifica, cioè un'azienda a Pernumia che era una bomba pronta ad esplodere, nel senso che poteva essere una bomba per quanto riguarda i danni da inquinamento. Vediamo il servizio e poi ne parliamo. Gli ultimi due camion che escono dalla CNC di Pernumia fanno calare il sipario su una vicenda durata oltre 20 anni e che ha segnato profondamente la bassa padovana. Con gli ultimi due carichi di rifiuti pericolosi è stata disinnescata la potente bomba ecologica. Ora, a testimonianza di questa lunga vicenda, rimangono solo i muri dell'ex fabbrica dei veleni. La bonifica era iniziata nel giugno del 2021 e in 2 anni e mezzo sono state smaltite 54.000 tonnellate. Complessivamente stiamo parlando di 46.000 tonnellate per un costo complessivo che è costato alla comunità di 15,7 milioni di euro. In totale 20 anni.
Ecco, questa è la storia della CNC. Permettetemi però, visto che ci siamo tutti, perché questo è stato un lavoro davvero di squadra enorme, perché interventi come questi basta che qualcosa non funzioni perché si comprometta tutto l'iter. 15.700.000 euro il costo dell'operazione per la comunità di Pernugna. Questa giornata rappresenta la voglia di rinascita di un sito che per anni ha suscitato rabbia e paura. 20 anni di sofferenze, 20 anni che il comune di Pernugna ha sofferto per questa calamità. Spero con questo venga rivalutato e venga rimesso per il vero valore che il comune ha e non per un'associazione a una fabbrica di veleni. La vicenda inizia nel 2000 dopo le segnalazioni degli abitanti della zona preoccupati per il tipo di rifiuti che venivano stoccati nel capannone di via Granze. Siamo rammaricati che in questi anni non sia mai emersa la responsabilità chiara di chi ha prodotto questa situazione e dobbiamo avere anche un approfondimento per capire quali possono essere stati anche i danni in termini di infiltrazione, in termini di inquinamento delle falde, eccetera, che può essere stato prodotto dalla presenza di queste migliaia di tonnellate di rifiuti tossico-nocivi all'interno di questo capannone. L'azienda CNC continuò a operare fino al 2005, quando i carabinieri forestali, su disposizione della magistratura, posero sotto sequestro il capannone, ma i responsabili dello scempio sparirono, lasciando il sito pieno delle montagne nere di rifiuti che oggi finalmente sono state eliminate. Servizio di Francesco Rattai, poi ci sono state delle condanne. Sì, ci sono state delle condanne e ahimè chi è stato condannato poi credo abbia anche patteggiato, penso che abbia fatto un quarto d'ora di carcere e poi l'abbiamo ritrovato a Mestre che attraverso l'interposizione degli angeli curava i malati oncologici e poi credo ha chiuso tutto, poi è stato riscoperto qualche tempo fa, di recente anche, dove però usava, penso, dei talismani, non so cosa, sempre per curare, insomma, un personaggio così, certo. Ovviamente nulla tenente, probabilmente un prestanome, sta di fatto che abbiamo dovuto tirar fuori noi i soldi, noi comunità, perché poi sono le risorse della legge speciale per Venezia, ma guardi, quando è partito l'ultimo camion io avevo il cuore che mi batteva qua, perché questa è una bomba ecologica che io mi sono ritrovato quando ero assessore all'ambiente in provincia di Padova, ed era il 2004, ed ero presidente allora della commissione tecnica ambiente della provincia. Arrivano le prime segnalazioni, noi mandiamo l'ARPAV e ci dicono insomma che qualcosa non funzionava, mandiamo tutta una serie di diffide, nel frattempo parte anche l'indagine della procura e poi finalmente dopo qualche mese hanno chiuso tutto, quindi in realtà non è vero che non hanno trovato i responsabili li hanno trovati, è che è drammatico che per una bomba ecologica come questa uno non abbia il carcere a vita, perché insomma questo, oltre al costo che ha avuto per la comunità, è un rischio enorme per la salute, una cosa del genere, e quindi insomma, però alla fine siamo riusciti a fare un lavoro straordinario attraverso poi lo strumento è stato Veneto Acque, che è un'azienda comunque della regione, hanno fatto un lavoro bellissimo, e devo dire anche, approfitto della sua ospitalità per ringraziare anche la mia segreteria, i dirigenti e i funzionari che hanno lavorato a questa iniziativa straordinaria, perché senza la passione e la dedizione tu un lavoro come questo non lo porti a termine. E invece è andato tutto liscio e siamo riusciti a riconsegnare al territorio finalmente un sito liberato da quella immane montagna di porcheria. Senta, Assessore, quindi qui parliamo di bombe ecologiche e anche di ecomafie. Ci sono altre situazioni esplosive? Ahimè sì, ne abbiamo avuto notizia proprio ieri di un'altra discarica scoperta nell'area di Chioggia. Purtroppo i lazzaroni e i cretini ci sono sempre. Abbiamo anche eredità del passato dove c'era una coscienza ecologica evidentemente non così accesa come c'è oggi, per fortuna, e poi l'infiltrazione malavitosa, mafiosa in Veneto c'è,
e non possiamo fare spallucce, non possiamo far finta di nulla, e noi dobbiamo mandare, noi istituzioni soprattutto, dobbiamo mandare questo messaggio chiaro e netto che questa è una regione che respinge quella malavita, quella criminalità. Io lo dico sempre, e mi scusino i telespettatori, la mafia è merda, punto. Non c'è nessun tema culturale, non c'è niente. Questi sono criminali schifosi che rischiano di intaccare la nostra economia, per cui anche gli imprenditori, lo dico sempre, se venite avvicinati da chi vi fa proposte straordinarie, insomma un po' di odor di bruciato dovete sentirlo. Quando siete con l'acqua alla gola arriva sempre l'offerta straordinaria, ti fanno entrare nel CDA e poi una volta entrati non li togliamo più. Anche lo strozzinaggio è un'altra piaga drammatica della criminalità organizzata. Ci sono associazioni di categoria, c'è la regione, ci sono gli enti pubblici, c'è lo Stato, c'è modo per risolvere le questioni. Non andate in mano a questi maledetti, perché poi è un cancro, va in metastasi e l'azienda viene disintegrata e regaliamo pezzi di economia sana a questi criminali che non sono quelli con la coppola e la lupara, cioè è gente preparatissima, è gente che probabilmente è laureata nelle migliori università del mondo, quindi sono raffinatissimi, ma non fatevi abbindolare da queste visioni fantasmagoriche per cui arriva questo che risolve tutto. Non è così, molta attenzione. Giustissimo. Bisogna fare veramente molta attenzione, oltretutto adesso è scoppiato in Veneto anche il caso dossieraggi, sono stati spiati esponenti delle istituzioni, il Ministro per le riforme Maria Elisabetta Casellati, per citarne alcuni, il Sindaco Luigi Brugnaro, il Consigliere regionale Andrea Zanoni. Il protagonista di questa vicenda è stato un finanziere, una mela marcia all'interno di un corpo che fa un lavoro importantissimo nel nostro paese, le Fiamme Gialle, e oggi a Bassano del Grappa è stato ricordato un agente della finanza che è morto proprio nell'adempimento del suo dovere. Andiamo in diretta da Monica Smiderle. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo a Pove del Grappa, con me c'è il sindaco Francesco Dal Monte. Appena terminata la cerimonia di intitolazione di questo luogo e della stele commemorativa che vedete alle nostre spalle a Fabio Perissinotto, un finanziere morto a 30 anni durante il servizio. Sindaco. Sì, l'anno scorso abbiamo accolto le spoglie del finanziere Fabio Perissinotto su volontà dei genitori che già sono residenti nel nostro paese. Lui, romano di nascita, è morto a Brindisi durante un inseguimento a un malavitoso diciamo che era nel settore diciamo, del contrabbando. Quindi le spoglie sono arrivate a Pove l'anno scorso a luglio e quest'anno abbiamo appunto deciso di intitolargli uno spazio e una stele in onore di questo ragazzo. Fabio Perissinotto era nato nel 1972 ed è morto a Brindisi nel 2002. Viveva, era originario di Roma, però la famiglia poi si è trasferita qui a Pove del Grappa e ha chiesto appunto il trasferimento anche della salma. Da oggi, insomma, ancora di più Pove abbraccia questo eroe, è stato definito durante la cerimonia. Sì, gli intitoliamo oltre che la stele anche un largo, quindi una zona, uno spazio che è antistante allo stadio, quindi uno spazio anche frequentato soprattutto da ragazzi, e sì, ci è sembrato insomma doveroso dargli questa insomma, disponibilità alla famiglia e anche questo spazio appunto a questo ragazzo che è morto per noi. Ci avviciniamo anche a Angelo Feninno, che è il consigliere comunale qui di Pove del Grappa, che si è prestato molto per questa cerimonia, per il posizionamento della stele, per lanciare un messaggio alla comunità di Pove. Erano presenti, direttore, questa mattina anche i ragazzi delle scuole di Pove. Sì, infatti questo momento, questa mattina è stato un momento di grandissima emozione, come si è visto. È stata una cerimonia bellissima, toccante, con la partecipazione di tutti, di tante persone che hanno onorato la memoria di questo ragazzo che è morto anche per noi, è morto per tutti noi.
E particolarmente ci ha fatto tanto piacere aver avuto qua una rappresentanza delle scuole, perché visto che bisogna investire sui giovani, è verso i giovani che bisogna parlare di queste cose. Gli eroi bisogna ricordarli, non dimenticarli, e quindi Fabio Perissinotto adesso a Pove sarà ricordato come merita un eroe, come merita di essere ricordato uno che per la patria ha dato la propria vita a 30 anni. Quindi, è questo il messaggio, appunto. Il messaggio è questo, appunto, perché dobbiamo fare di tutto perché i nostri ragazzi sappiano queste cose, le condividano, però noi grandi siamo gli artefici perché affinché loro possano capire. Infatti loro erano presenti qui stamattina, infatti poi alla fine hanno lanciato in volo in cielo un po' di palloncini con i colori della Guardia di Finanza, e quindi per ricordare questo ragazzo, questo martire che, ripeto, ha dato la vita per tutti quanti noi. Quindi a Pove lo ricorda con una stele e lo ricorda dedicandogli uno spazio che d'ora in avanti, tutto questo spazio qui davanti si chiamerà Largo Fabio Perissinotto. Io ringrazio il sindaco di Pove, Francesco Dal Monte, ringrazio Angelo Fenino per appunto essere stati i nostri ospiti, e direttore ti restituisco la linea. Grazie molte a Monica Smidere. Noi torniamo con l'assessore Roberto Marcato, stavamo parlando di ecomafie, parlavamo anche di organizzazioni criminali, e oggi, assessore, a Chiarano c'è stato un agguato di stampo mafioso. Torniamo da Daniela Sizia. Un uomo è stato ferito da 2 uomini armati in scooter con i caschi integrali, ferito alle gambe. Vediamo se ci sono novità. Daniela. Sì, direttore, buongiorno. Noi ci troviamo in via 4 novembre a Piavon, a pochi chilometri dal luogo dove è avvenuto l'agguato. Io, direttore, vi faccio vedere, e là c'è un'auto della polizia locale, perché stanno setacciando completamente questa zona che è considerata la via di fuga dei malviventi. Di qua probabilmente è passato lo scooter dopo aver colpito con 2 colpi da armi da fuoco il 37enne. Questa è la via di fuga, stanno setacciando la zona per cercare le immagini delle telecamere di videosorveglianza che abbiano inquadrato questo scooter. Il procuratore di Treviso Marco Martani oggi ha detto questo insomma è un agguato messo proprio appunto da una sembra banda organizzata, quindi molto chiaro. Ha detto sono fatti che abbiamo visto solo nel sud e che qua non avevamo mai visto, proprio di stampo mafioso, 2 con lo scooter che lo attendono, e appena lui scende lo seguono e poi lo colpiscono 2 volte e scappano. Erano davvero travisati con caschi integrali e con giubbotti scuri. Ripeto, questa è una delle vie di fuga, ce l'hanno confermato, sono 2 le vie di fuga. Questa è quella che però loro ritengono più certa, perché è una zona abbastanza isolata, come potete vedere ci sono i campi, ci sono effettivamente poche telecamere, ma ce ne sono delle abitazioni che riprendono proprio la casa. Una di quelle è poco lontano, lo vedete lì, ci sono proprio i vigili urbani che stanno acquisendo queste telecamere, anche da consegnare ovviamente ai carabinieri che stanno indagando, e qui è davvero caccia ai 2 malviventi. Ci sono veramente forze dell'ordine ovunque, li stanno cercando dappertutto. Forse ci saranno delle novità fra poco, perché ci dicevano che qualche telecamera potrebbe averli inquadrati. Da questo la targa si spera insomma di riuscire a individuarli, e direttore, potrebbe esserci delle novità insomma a breve. Sembra Daniela, che insomma qualcuno li abbia ripresi. Bene, vediamo se richiedici la linea, se dovessero esserci degli sviluppi. Grazie molto a Daniela Sizia e a Simone Merlo, assessore. Di solito queste immagini, queste scene degli agguati in scooter con i caschi integrali arrivano da altre regioni, no? Anche questo è un segnale di qualcosa che sta cambiando. È un segnale drammatico,
e spero che chiunque abbia visto qualcosa parli, perché qui non siamo in terra di mafia, qui siamo in Veneto, il Veneto deve essere un'altra cosa, lo è e deve continuare ad essere un'altra cosa, e per cui chiunque abbia visto qualcosa deve parlare, e non è tollerabile. Io spero che li prendano e che buttino via le chiavi. Bisogna essere intransigenti nei confronti della mafia, non ci possono essere, non bisogna mai abbassare la guardia, mai, e devono rimanere in carcere per sempre e isolati. Hai fatto una scelta drammatica di vita, affari tuoi. Assessore, poi sempre per quanto riguarda, diciamo, così, si teme anche la criminalità, perché questa storia dei dossieraggi, cioè qualcuno, una mela marcia della finanza che raccoglie informazioni digitali negli archivi della procura antimafia e si pensa con quelle informazioni possa non solo diffamare qualcuno, ma al limite anche ricattare, no? Per cui adesso è in corso un'inchiesta. Questa è una faccenda drammatica per la tenuta democratica del nostro Paese. Cioè, io capisco che ci sono tutti gli anticorpi possibili e immaginabili, ma non è possibile che che periodicamente ci sia qualcosa di deviato nel nostro sistema, no? L'abbiamo visto prima, un luogo dedicato a un martire della Guardia di Finanza, un eroe, e poi nella stessa Guardia di Finanza c'è un personaggio come questo. Questo è un paese con un alto tasso di democrazia e con una capacità di reazione straordinaria, però sono fatti questi davvero drammatici, e non è possibile che accada questo, e non si può fare spallucce. Cioè, io ho sentito per esempio più di qualche politico in TV in questi giorni dire ma insomma se dovessero intercettarmi non ho nulla di cui preoccuparmi, ma il tema non è questo, perché anch'io, se mi intercettami non me ne frega niente, posso andare a vedere i miei conti, intercettarmi la mattina e la sera non è un problema, ma è l'uso che si fa dell'intercettazione che diventa un problema. Cioè io e lei adesso litighiamo, io esco da qua, mi chiama uno e dice ho visto Baccialli, e inizio improperi. Prendono quel pezzo, lo mettono sul giornale, marcato aizza l'odio contro la stampa, ma era solo uno sfogo fatto a un amico perché io e lei abbiamo litigato sul Milan che vince una partita con un arbitraggio discutibile. No, perché è questo, è l'uso che se ne fa, cioè è la decontestualizzazione della telefonata che diventa devastante. Quindi anche qua, ma se mi intercetto che problemi ci sono? Ma nessuno, non è questo, è che la libertà è libertà. Hanno intercettato giornalisti, cantanti, ma veramente una follia, cioè, non è possibile, non è possibile. E lo dico ai telespettatori, attenzione a dire ma tanto i politici come se fossero così, caro. No, perché poi intercettano anche voi. E siete voi con le vostre amanti, con le vostre scappatelle, cioè intercettano tutto e tutti, vi va bene sta roba qua. Cioè io voglio vivere in un paese dove posso fare tutto ciò che voglio, sempre che non sia un reato, ma finché non è reato faccio quello che voglio. Senza essere poi insomma, buttati, ricattati e dai, buttati in pasto a tutto e a tutti, ma dai. Assessore, oggi, stasera ci sarà il direttivo che deciderà sull'insulto, a proposito dell'insulto rivolto da Gian Antonio D'Arè a Matteo Salvini e che ha provocato ovviamente una bufera politica. Gian Antonio D'Arè rischia un'espulsione, l'altro giorno ha detto anche qui mi fa più paura un mal di denti di un'espulsione, come dire, e ha anche detto se mi cacciano dalla Lega io rimango comunque nella Liga non ho problemi. Come pensa che... No, beh, tecnicamente non è possibile, se lo cacciano dalla Lega automaticamente è cacciato anche dalla Liga. Quindi, questo è, infatti ce lo chiedeva. No, assolutamente, cacciano dalla Lega appunto, non è un partito nel partito, è un partito con una declinazione territoriale che si chiama Lega. Una volta che viene espulso dal partito sei espulso e dalla Lega e dalla Liga. Uno, due, allora... Se lei mi chiede se sia giusto o meno un provvedimento nei confronti di Antonio D'Arè per l'offesa, cioè, il partito non può fare altrimenti.
per l'offesa, perché di fronte a uno che dice questo è un cretino, se non si dimettono andiamo a prendere, cioè, l'offesa, poi la minaccia, insomma, non mi sembra il massimo, ecco, nel senso che la dialettica politica può essere accesa e chi più di me conosce quanto accesa possono essere queste dinamiche dialettiche, però non bisogna mai andare oltre, cioè, l'offesa a un altro militante, o che sia un segretario, non si deve fare. E poi immagino che il partito, visto che la dirigenza del partito in Veneto è assolutamente salviniana, cioè Stefani, Bitonci, insomma, e quel gruppo di dirigenti che sono assolutamente salviniani, facciano fatica a non prendere una posizione, perché allora significa che abbandonano il leader. Non mi sembra un percorso, non so che cosa troveranno, perché che ci siano elementi di discussione nel nostro partito oggi assolutamente sì, e mi fa ridere chi continua a dire ma non bisogna fare beghe al di fuori del partito. Il problema è che non le puoi fare da nessun'altra parte, cioè ormai la classe dirigente si è arroccata lì con il leader in una torre d'avorio dove non c'è discussione, non si fanno congressi, i congressi, quelli che si fanno, abbiamo visto come in Veneto, insomma, sono fatti un po' in maniera suggestiva, in altre parti non si fanno perché è meglio non farli, non c'è un congresso federale vero da anni, non ci sono tesi congressuali, non si può parlare perché sennò viene tacciato, come è successo a me più volte, da fomentatore di tensioni e di rivalità. Cioè, cosa dobbiamo fare? Non lo so. Non mi sembra che il partito stia andando bene da 2 anni a sta parte, da 2 o 3 anni a sta parte. E chi come me poneva la questione oggi si ritrova ad aver ragione amaramente, perché aver ragione significa vedere quello che stiamo vivendo oggi. È una situazione delicatissima. Tra l'altro venerdì avremo qui a Focus TG Alberto Stefani, che è segretario regionale della Lega. È stato qui l'altro giorno Luigi Brugnaro, sindaco di Vicenza, sul terzo mandato ha detto: io sono d'accordo con Zaia, sono perché il governatore possa farne un altro. Io stesso, ha detto Brugnaro, dovesse esserci un terzo mandato non esiterei a ricandidarmi, no? In assenza invece di un mandato, la Lega, un piano B, si è detto, mi pare che, anzi l'ha detto lei, Assessore, che noi sceglieremo un candidato, perché la Lega deve avere il suo candidato, nonostante gli alleati di Fratelli d'Italia premano per avere un loro esponente. Sì, ma sul terzo mandato anche qua è una cosa, questa è suggestiva, cioè, o lo facciamo per tutti o non lo facciamo per nessuno, cioè, allora tutti possono candidarsi quanto vogliono tranne il presidente della regione o il sindaco del comune che ha 15.001 abitanti, perché ha 15.000 puoi candidarti quanto vuoi, ma se hai un abitante in più diventa un problema per la democrazia, cioè, dai, cosa ridicolo. Allora, vogliamo mettere il limite a tutti, parlamentari, presidenti del Consiglio, tutti. Non vogliamo i limiti a nessuno, basta, chiuso, partita chiusa, cioè la democrazia funziona con regole certe, no? A seconda delle convenienze. Dopodiché io continuo a dire quello che vado dicendo da un anno, la Lega ha l'obbligo politico di candidare una donna o un uomo leghista alla Regione Veneto. Uno, perché questa regione è una regione importante, straordinaria, polmone finanziario ed economico, regione traino dell'economia nazionale, e quindi serve continuità amministrativa. E 2, perché noi abbiamo una classe dirigente che ha un'esperienza e una capillarità che nessun altro ha. Attenzione, e lo vado dicendo, è arrivata la Sardegna a ribadirlo, attenzione a confondere il consenso della leadership nazionale con il consenso del territorio. Sono 2 cose completamente diverse, così come le europee. Il consenso che hai alle europee è un consenso dei leader, nella fattispecie di Fratelli d'Italia e della Meloni. Non è che tu prendi quel consenso e lo trasporti alle regionali e alle comunali qua, perché se fosse vero questo, quando la Lega aveva raggiunto punte del 38%, avremmo dovuto avere in Veneto tutti i comuni, ma non è così.
perché poi conta molto il candidato che tu metti, la squadra, le idee, la passione, le dinamiche locali, l'intuizione del consigliere piuttosto che dell'altro, cioè sono dinamiche diverse. Quindi il fatto che adesso Fratelli d'Italia chiedono, hanno ragione, nel senso che io al posto loro farei la stessa cosa, però loro suppongono che il 30% della Meloni sia il 30% in Veneto. Sì, magari fosse così, sarebbe bellissimo, ma purtroppo abbiamo avuto il PD al 42% e qua inciappava niente, quindi... No, ho sentito fare dei riferimenti, dei paragoni molto azzardati tra Sardegna e il Veneto. Mi pare che siano due pianeti completamente No, ma però anche distanti, la Sardegna però ci ha insegnato qualcosa, che questi pensavano che bastava mettere il candidato della Meloni e si vinceva a man bassa. Non è così, non è così. Dopodiché, giustamente come dice lei, ogni realtà territoriale ha la sua storia, ha le sue dinamiche. Quindi noi abbiamo l'obbligo, se va a rivedersi le dichiarazioni del gruppo dirigente della Lega. Di qualche tempo fa dicevano questa è una partita che si gioca al nazionale, è Roma che decide le candidature in Veneto. Adesso, dopo Sberle e Ciapai, dopo il fatto che adesso tutti a dire no, cioè, decidi i Veneti. Insomma, forse se Dio svegliarsi, speriamo. E anche il terzo mandato è stato in qualche modo riabilitato, no? Cioè dopo dalla sconfitta Assessore, grazie molto per essere stato a lei, sempre un piacere. Con noi, a presto. Stasera avremo il risultato del direttivo regionale e lo daremo nei nostri regionali. Grazie ancora. Grazie a lei. Allora, pubblicità con Andrea Basso e Renato Cappoia in regia, poi dopo la pubblicità ci collegheremo con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamaia. Tra poco, state con noi. Dovremmo collegarci tra poco con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamaia. Intanto andiamo avanti con la cronaca. Domani l'8 marzo si continua a parlare ovviamente di donne, di violenza alle donne ed cresce il numero delle donne di ogni età che denunciano violenze da parte dei loro compagni, mariti, ex fidanzati. Vediamo. 5 denunce allo Spazio Donna di Bassano in una sola mattinata. Negli ultimi 2 mesi del 2023, novembre-dicembre, 27 nuovi casi. Numeri importanti che denotano come il fenomeno della violenza contro le donne sia presente anche nel nostro territorio. Solo nelle scorse ore la notizia dell'arresto di un 53enne altopianese che aveva violato la restrizione ad avvicinarsi all'ex compagna, nonostante il braccialetto elettronico, continuando a perseguitarla perché non accettava la fine della relazione. E questo è solo l'ultimo in ordine temporale. L'aumento delle segnalazioni, secondo la responsabile di Spazio Donna Maria Pia Mainardi, sarebbe iniziato dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin e il tam-tam fatto dai familiari della giovane barbaramente assassinata da Filippo Turetta. Tutto questo ha mosso di più l'opinione pubblica e le donne cominciano a denunciare in tempo adeguato anche per i minori che ci sono in questa famiglia. Serve una maggiore educazione a partire dalle scuole dell'infanzia alla parità di diritti tra uomini e donne, ma serve anche un'educazione finanziaria per far capire alle donne l'importanza di un'autonomia economica. Spesso le donne non hanno conto in banca, non c'è questa cultura di dire quando ricevo il mio stipendio mi faccio il mio conto. Ci siamo accorti che le donne non hanno questa possibilità. Nel momento in cui si separano c'è la macchina costruita in 2, c'è l'appartamento costruito in 2, c'è il conto in banca costruito in 2 e loro non sono più libere di uscire in maniera tranquilla. Una sentenza che ha segnato la vittoria delle mamme arcobaleno, quella del Tribunale di Padova, che accoglie i ricorsi contro gli annullamenti delle iscrizioni all'anagrafe dei figli di 37 coppie arcobaleno. Il Ministero dell'Interno sta valutando il reclamo in appello. Nel frattempo, città resta aperto il dibattito. Il Tribunale in particolare, il Tribunale di Padova, ha respinto i ricorsi della Procura che chiedevano che non fosse considerata seconda mamma la mamma delle 2 mamme, la mamma adottiva, salvo invece rispettando il ruolo della mamma biologica. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani.
Il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura. Non è entrato nel merito della questione, che rimane aperta. Non strumentalizziamo i bambini per fini politici. Che il caso non fosse chiuso era chiaro già martedì, quando il Tribunale di Padova ha accolto uno dietro l'altro i ricorsi presentati da 37 famiglie arcobaleno, decretando la regolarità degli atti di iscrizione all'anagrafe del comune dei figli di 2 mamme firmati dal sindaco Giordani. Ad averlo chiaro tutti gli attori della vicenda, a partire dal comune di Padova, che torna a chiedere che l'iscrizione dei figli di coppie omogenitoriali sia regolata da una legge della Repubblica. È un po' sconcerta che siano le singole amministrazioni, i singoli tribunali a uscire su ogni caso singolo. È evidente che questo evidenzia la mancanza di un quadro generale, quindi di una legge, e speravamo forse anche che ci fosse poi la richiesta di un pronunciamento da parte della Corte Costituzionale, che darebbe addirittura un parere addirittura superiore. Sappiamo che a seguito di questo ci potrebbe essere un appello, come è già avvenuto peraltro a Milano con un caso analogo, quindi sappiamo che siamo ancora nella bufera. Nel frattempo, come già dichiarato dal sindaco Sergio Giordani, le iscrizioni, che non si sono mai fermate, vanno avanti. Noi siamo andati avanti perché nessuno ci ha mai detto di non continuare, quindi noi ci siamo sempre rivolti alle autorità superiori e nessuno ci ha detto dovete fermarvi, per cui noi, per coerenza con quello che abbiamo sempre fatto, se lo riteniamo giusto, continuiamo a procedere su quella strada. E su questa vicenda è intervenuta anche la consigliera regionale Luisetto. Sentiamo cosa ha detto. Un po' come un mamma non mama, solo che al posto di una margherita, un fiore all'occhiello di Bassano del Grappa, il Tribunale della Pedemontana. In queste ore luci puntate, la visita, per molti a sorpresa, di un funzionario del Ministero nella struttura di Via Marinali, un sopralluogo tecnico il cui esito sta causando una pioggia di polemiche. Ma facciamo un passo indietro. Poche ore fa si era sparsa la voce che la visita formale in questione avesse avuto esito negativo, con una bocciatura degli spazi destinati al Tribunale. E da qui il via a un batti e ribatti. L'esito del sopralluogo è positivo, l'iter per la realizzazione del Tribunale prosegue. Smentisce così la notizia il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che conclude con una stoccata: le chiacchiere non contano, a contare i fatti. Non si è fatta attendere un'altra bacchettata, quella del Partito Democratico, che punta il dito alla poca chiarezza dell'operazione. Una mancanza di trasparenza da parte del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, incalza la consigliera regionale Chiara Luisetto, che conclude: ora attendiamo dal governo un atto di trasparenza e che ci dicano come siano andate effettivamente le cose. E se motivi di così tanta riservatezza anche da parte dell'amministrazione comunale, che sarebbe stata a conoscenza del sopralluogo del 21 febbraio scorso, sono ancora poco chiari, l'iter prosegue al momento. Allora, questa era la consigliera regionale Luisetto, Chiara Luisetto, che è intervenuta non sulle mamme arcobaleno, come avrete sentito, ma sull'annosa vicenda del Tribunale di Bassano del Grappa. Intanto saluto e ringrazio molto per essere con noi il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io partirei da una splendida città che si avvia verso la dunata degli alpini. È iniziato praticamente il conto alla rovescia. Che aria tira in questo momento, sindaco? Aria di grande attesa e anche di organizzazione, nel senso che potete immaginare che cosa vuol dire per una città come Vicenza ospitare 500.000 presenze in quei giorni. C'è tanto lavoro organizzativo da fare, logistico, ma c'è anche grande entusiasmo. Ci stiamo preparando per ospitare gli alpini al meglio. Vicenza tra l'altro è la provincia più alpina d'Italia, quindi con il maggior numero di alpini, e quindi insomma sarà veramente una grande festa, un grande momento. È una mobilitazione, devo dire, generale, no? Abbiamo visto gli alpini che hanno avuto anche un summit con le forze dell'ordine per garantire che la sicurezza sia assoluta sia per le penne nere che per i cittadini che ovviamente affolleranno le vie del centro. Certo che sì, nel senso che potete solo immaginare che cosa significa dal punto di vista per esempio della viabilità. Di fatto la città sarà chiusa per 3 giorni, ci sarà una grande zona rossa dove sarà interdetto il traffico.
gli stessi residenti verrà chiesto di spostare le auto fuori dalla zona rossa per poterle muovere poi eventualmente nei giorni della Dunata. C'è tutta un'organizzazione enorme da fare dal punto di vista logistico, ci saranno villaggi commerciali, quindi tutto lo spazio con gli stand. Insomma, è un'organizzazione molto complicata ma anche molto molto affascinante. Allora, vediamo Luisa Bertini che di Adunata Sicura ci ha riferito in questi ultimi giorni. Vediamo. Dalla sicurezza al piano sanitario, alla mobilità e trasporto pubblico, agli alloggiamenti, aspetti che via via si stanno delineando in vista dell'Adunata Nazionale degli Alpini che vedrà Vicenza protagonista dal 10 al 12 maggio. Oggi un summit delle penne nere con le forze dell'ordine. Abbiamo fatto anche un piano operativo con l'azienda sanitaria, con il 118, stanno facendo un piano sanitario proprio per l'organizzazione di tutti gli eventuali eventi che possono capitare in quei giorni della Dunata, dove faremo anche come associazione un ospedale da campo che sarà posizionato in Campo Marzo, dove ci sarà la nostra cittadella degli Alpini. Avremo anche dei posti medici avanzati che stiamo organizzando con il 118 proprio per garantire la sicurezza non solo agli alpini che verranno, ma a tutta la comunità di Vicenza. Intanto ieri si è riunito in prefettura il tavolo di coordinamento per la 95esima Dunata, coinvolte tutte le amministrazioni e gli enti interessati, incontro nell'ambito del quale è stata anche avanzata la proposta di procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Vicenza e delle scuole superiori della provincia, in relazione all'intensa mobilità di persone che si registrerà nei giorni della Dunata, non solo in città ma anche nel resto del territorio. Noi abbiamo chiesto, è stato condiviso, dovrebbero essere chiuse dal giovedì al venerdì tutte le scuole superiori nella provincia e le scuole di primo e secondo grado in città. Adesso stiamo vedendo appunto con gli organi preposti per organizzare tutto, per condividere questo momento, anche perché tutti i mezzi di trasporto che sono stati messi a disposizione da SVT, della società trasporti, verranno utilizzati anche per le navette, per le comunicazioni in tutta la provincia. Ricordo che faremo sempre in accordo con SVT, faremo una tessera, una card che sarà valida 3 giorni come biglietto di utilizzo di tutti i mezzi su gomma per tutta la provincia. Sarà un prezzo contenuto, dovrebbe essere 10 euro e quindi nei 3 giorni con quella tessera si possono utilizzare tutti i mezzi. Sindaco, molta preoccupazione a Vicenza nei giorni scorsi per una ondata di maltempo molto violenta, però si è evitato il peggio, no? Non ci sono stati danni gravi come ai tempi di altre alluvioni che avevano trasformato Vicenza in una specie di laguna veneziana. Ha detto bene lei, direttore, abbiamo evitato il peggio, nel senso che potevano succedere cose ancora più gravi, però la situazione non è semplice, nel senso che ci sono stati danni seri a tante abitazioni, a tante imprese, quindi non è la situazione del 2010, però ci sono danni rilevanti. Siamo in attesa da parte del governo di una risposta allo stato di crisi, di emergenza richiesto dalla Regione Veneto. Speriamo che venga riconosciuto il prima possibile, perché ci sono tante famiglie e tante imprese che hanno perso macchinari, che hanno perso appartamenti, perché chiaramente in questo momento sono assolutamente inservibili. Quindi poteva andare peggio, perché il Bacchiglione, grazie ai bacini di laminazione, è stato gestito nel migliore dei modi. Il Retrone invece è arrivato vicinissimo a un'esondazione completa sulla città. Per fortuna, davvero per pochissimo, si è limitato a esondazioni limitate in alcune zone, però per esempio nella zona industriale abbiamo avuto allagamenti importanti, quindi ci sono stati danni seri, poteva andare ancora peggio. Ecco, c'è l'allarme sicurezza non solo a Vicenza, e il Comune ha rafforzato tra l'altro anche la videosorveglianza, no? Come vi state muovendo, Sindaco, insieme al Questore, insomma, e a coloro che sono preposti alla difesa dell'incolumità dei cittadini e al mantenimento dell'ordine pubblico? Sì,
Sì, ho visto in questi giorni anche sulle vostre trasmissioni intervenire Mario Conte come presidente dell'ANCI del Veneto, che raccontava come la situazione della sicurezza nelle città, ma non solo nelle città, devo dire, perché la questione ormai tocca in maniera seria anche le i paesi più di provincia. Penso naturalmente in particolare ai furti in abitazione o alle rapine nei negozi, che non sono più confinate alle città come era prevalentemente una volta. Quindi c'è sicuramente un tema importante da affrontare. A Vicenza, per quello che è competenza del comune, stiamo rafforzando la videosorveglianza, abbiamo inserito i vigili di quartiere per rafforzare la presenza della polizia locale nei quartieri, chiaramente in stretto coordinamento con la prefettura, la questura, con i carabinieri, con la Guardia di Finanza, cioè con chi ha poi materialmente la possibilità di gestire la sicurezza. Su questo fronte, insomma, c'è grande attenzione da parte delle forze dell'ordine, che hanno aumentato anche i controlli in città in maniera considerevole. Dietro agli encomi consegnati agli agenti di polizia locale ci sono storie di donne e di uomini che lavorano ogni giorno al servizio della comunità vicentina, e ci racconta alcune storie appunto Carlo Alberto Inghilleri. Delta 1 e Delta 2 da Nucleo 1 c'è del movimento nell'area verde, preparatevi. Iniziano così molte delle operazioni del nucleo operativo speciale, fari puntati sul centro storico e sui parchi, a cominciare da Campomarzo, dove il fortino del NOS controlla la zona. Gli encomi consegnati oggi in occasione del 196esimo anniversario della polizia locale raccontano storie di uomini e di donne che lavorano ogni giorno per la sicurezza dei cittadini. Tra i riconoscimenti, uno è andato anche al nucleo operativo speciale, protagonista di un'operazione antidroga con le fiamme gialle. Abbiamo ricevuto un encomio per un'operazione svolta congiuntamente alla Guardia di Finanza, relativa sempre al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in Viale Trento, dove c'erano pervenute delle segnalazioni di un'attività sospetta, e assieme alla Guardia di Finanza abbiamo effettuato degli appostamenti, dei controlli per verificare che cosa effettivamente stesse succedendo in Viale Trento. Siamo riusciti ad individuare 2 appartamenti all'interno dei quali veniva effettuato il confezionamento e lo smercio di sostanze stupefacenti. L'operazione ha portato a 2 arresti e al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e un ingente quantitativo di denaro. Un'altra storia, un altro encomio. Questa volta protagonista è questa agente del nucleo operativo speciale intervenuta con il suo collega durante una rapina in farmacia. Un soggetto entrava e puntava una siringa ad una cliente. Di passaggio io e il collega, avendo capito la situazione, ci siamo prodigati nel fermare il soggetto, il quale aveva ancora la siringa in mano e ancora il bottino della refurtiva. Il soggetto successivamente veniva portato presso il comando e arrestato. Nell'ultimo anno il nucleo operativo speciale ha lavorato in prima linea contro criminalità e degrado, con numeri che raccontano, meglio di tante parole, l'importanza di presidiare Campomarzo e le zone a più alta tensione sociale di Vicenza. Il NOS nell'ultimo anno ha effettuato 155 operazioni antidroga e ha tratto in arresto 15 persone in flagranza proprio per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Ne ha denunciate a piede libero altre 28 e ha identificato più di 600 persone. Straordinario lavoro della Polizia Locale di Vicenza. Sindaco Francesco Rucco spesso vi rimprovera di avere diminuito i turni nel weekend della Polizia Locale, no? Lei ha già risposto, ma vogliamo ricordare qual è la vostra posizione, la posizione dell'amministrazione. Ma non abbiamo diminuito nessun turno, semplicemente l'amministrazione precedente aveva istituito un terzo turno prolungato che aveva però portato a diminuire in maniera importante la presenza della Polizia Locale nei quartieri e in città durante il giorno, e quindi noi abbiamo deciso che la priorità è mettere gli agenti della Polizia Locale nei quartieri, in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini, dare loro la possibilità di essere un punto di riferimento autentico, e quindi siamo assolutamente convinti di quello che abbiamo fatto e anche dei risultati che sta dando. Sul fronte della lotta alla prostituzione ci sono città più o meno
frequentate da prostitute. Devo dire, di sera Viale San Lazzaro, insomma, ci sono molte passeggiatrici, così venivano chiamate una volta. C'è un intervento anche su questo fronte della questura, insomma, in sintonia col comune? Sì, assolutamente, nel senso che è un'attività che svolgiamo insieme. È chiaro che soprattutto la questura si occupa degli aspetti relativi alla prostituzione. Come si sa, la prostituzione in sé per sé in Italia non è reato, nel senso che non ci sono rilievi che possono essere mossi in quel caso. È chiaramente lo sfruttamento della prostituzione invece ad esserlo. Quindi l'obiettivo che ci siamo dati e su cui stiamo interloquendo con la questura è di provare a evitare che le prostitute siano in mezzo alle case, alle abitazioni, come è ormai da tanti anni a Vicenza, in particolare nel viale di cui parlava lei adesso, cioè in viale San Lazzaro. Siamo fiduciosi che con un lavoro insieme alla questura ci si possa lavorare. Ecco, Sindaco, le prometto che poi parleremo d'altro, cioè della Vicenza che vive, che lavora e soprattutto che fa cultura. Ci sono grandi mostre, ci sono grandi eventi. Io ho visto un concerto splendido in Basilica Palladiana dell'Orchestra della Fenice, devo dire, farvi i complimenti perché è stata una serata straordinaria. Però restiamo ancora un attimo sulla cronaca, perché una donna è stata inseguita da un individuo e a questo punto lei insieme ad altri cittadini hanno avviato una petizione, una raccolta di firme. Vediamo, sentiamo. Sicurezza in centro storico è un tema che ovviamente è alla ribalta soprattutto negli ultimi mesi. Tante le raccolte firme che sono state organizzate anche dai cittadini. Noi siamo in compagnia del presidente della Proloco del centro storico Matteo Reginato e di Patrizia Biscaro, che è l'organizzatrice di questa raccolta firme, perché tutto parte da un episodio che è successo a lei. Cosa è successo? Sì, ciao Luisa. Quello che è successo sostanzialmente 3 settimane fa, per l'ennesima volta sono stata seguita e sono stata importunata. La cosa mi ha dato profondamente fastidio, perché sono tornata a casa con la paura, ovviamente, e continuando a controllarmi dietro se continuava ad avere la persona che mi seguiva, e mi sono sfogata su Facebook. Da lì si è aperta il mondo, nel senso che le persone hanno iniziato a scrivermi, a contattarmi e a dirmi quanta paura hanno a venire in centro, anche solo per venire a cena. Cioè, se loro non possono parcheggiare di fronte al posto dove vanno a mangiare o piuttosto che a fare l'aperitivo, sostanzialmente non vengono. Si inventano scuse per non venire, che è una cosa allucinante. Da lì ho contattato Matteo, che conosco da un po' di tempo, e abbiamo iniziato a organizzare questa petizione su suggerimento anche di una mia amica che ha detto: Patti, bisogna fare qualcosa. Ecco, quindi una petizione, una raccolta firme che partirà da domenica, perché qua furti e spaccate, insomma, se ne è parlato tanto anche nelle scorse settimane. La città reca ancora i segni, soprattutto i commercianti sono stati nel mirino, ma come abbiamo sentito anche dalla testimonianza della signora Patrizia, anche le persone fanno fatica a venire in centro, soprattutto la sera. Quindi una petizione per chiedere che cosa? Un generico: maggiore sicurezza per i cittadini, per i residenti, per i commercianti, per gli artigiani, per tutti coloro che in città vengono per motivi di lavoro, ci abitano, banalmente per del divertimento, per dello shopping. Nella nostra petizione non vogliamo solo raccogliere le firme per dimostrare alla politica locale e possibilmente nazionale quello che è il problema, ma anche chiederemo qualche suggerimento, qualche opinione, idee per realizzare eventi. L'amministrazione comunale ha detto che si muoverà in tal senso. Ecco dunque che, facendo partire la cosa dal basso, mettendo al centro dell'attenzione i cittadini, possiamo andare a fare un qualcosa di più, maggiormente sentito e possibilmente più partecipato. Ecco, per punti, quali sono le principali richieste proprio in sintesi? Beh, una è la realizzazione di più eventi che coinvolgono la gente. 2, portare maggiori forze dell'ordine soprattutto nelle ore buie. 3, valutare come si può fare per poter portare una persona residente in centro storico sotto casa, evitando quello che è capitato all'amica Patrizia, entrando quindi nella ZTL con determinate condizioni. 4, valutare la possibilità di far vestire le forze dell'ordine non in divisa, bensì in abiti civili, in modo tale da aumentare il controllo. Stessa cosa per il controllo di vicinato, estenderlo anche a quei quartieri dove questo ancora non è presente.
Ecco, abbiamo sentito raccolta firme che partirà da domenica. Intanto io ringrazio i nostri ospiti Matteo Reginato e Patrizia Biscaro. Grazie Luisa Bertini. Sindaco, devo dare un minuto di pubblicità e poi torno da lei e chiudiamo l'intervista tra poco, grazie. Nuovo in diretta con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Abbiamo parlato di adunata degli alpini, del maltempo, della sicurezza. Sindaco, la cultura, no? Tutto quello che sta facendo e sta mettendo in cantiere per i prossimi mesi una città dell'importanza e del valore di Vicenza. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato una nuova mostra molto importante in Basilica Palladiana e che tra l'altro sta andando benissimo già nei primi giorni. Ci ha addirittura sorpreso perché ha fatto 1000 visitatori nei primi 2 giorni. L'avete raccontata molto bene anche voi nei vostri servizi dei telegiornali. È una mostra che si chiama Pop Beat ed è una mostra sugli anni 60-70, quindi sulla pop art e sulla beat generation, quindi musica ma soprattutto arte, in questo caso arte nel senso di opere vere e proprie, opere che si possono toccare, ed è una mostra meravigliosa perché è una mostra colorata, vivace, divertente, in cui ci sono appunto da quadri a oggetti, ed è una mostra che sta piacendo tantissimo, che sta portando in Basilica tante persone, perché è una mostra diversa da tutte le altre, come non si era mai vista a Vicenza, ma in Italia in realtà è una mostra assolutamente inedita, perché gli anni 60-70 non sono frequentemente toccati dalle mostre d'arte, e quindi vi aspettiamo a Vicenza perché davvero c'è la possibilità dentro un luogo magico ma storico, classico come la Basilica Palladiana, di vedere una mostra che invece ci racconta la modernità e l'entusiasmo di quegli anni. Sentivo prima un cittadino che chiedeva più eventi, è possibile assecondare? Certo, volevo rispondere al servizio che avete mostrato. Prego, Sindaco. In cui Matteo Reginato, che oggi è il presidente della Proloco del Centro Storico, che avete intervistato, era il capogruppo della Lega nel mandato di Francesco Rucco, quindi conosce bene la città. L'idea di portare più eventi è importantissima. Noi nei prossimi giorni presenteremo un pacchetto di eventi per il centro storico, perché è vero, ha ragione Reginato in questo caso, è fondamentale per una maggior sicurezza che il centro storico sia più frequentato, quindi portare più eventi, più iniziative, più attività in centro storico per renderlo un luogo vissuto, vivo e dove tutti possano sentirsi sicuri. Sindaco, grazie molte, grazie per essere stato con noi e davvero buon lavoro e arrivederci. Allora, chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, sono le 13:30 in punto. Grazie a Renato Capoi e Andrea Basso in regia, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.